Corriere di Poste Italiane ha iniziato oggi in Sicilia la distribuzione dell'atteso vaccino Novavax. Somministrazione per gli over 18. Valutazione in corso per l'utilizzo pediatrico. Giuliana Miccichè. L'atteso vaccino Novavax, che a differenza degli altri precedenti inietta direttamente la proteina di resistenza al Covid e non è l'organismo a produrla dopo l'iniezione, è in Sicilia. Il Corriere Espresso di Poste Italiane ha iniziato oggi la consegna della prima fornitura. Si tratta di 84.000 dosi che SDA recapiterà attraverso i suoi speciali furgoni nelle farmacie ospedaliere dell'isola. I centri di destinazione sono siti a Palermo, 20.800 fiale, Giarre, 18.800, Milazzo, 10.500, Erice Casasanta, 7.300, Agrigento, 7.300, Siracusa, 6.700, Ragusa, 5.400, Caltanissetta, 4.400 ed Enna, 2.800. Con l'occasione Poste Italiane ricorda che restano disponibili i consueti canali messi a disposizione dall'azienda per le prenotazioni delle inoculazioni di prima o successive dosi. I cittadini potranno infatti prenotarsi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato telefonando al numero verde 800 009 966, attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20, via SMS al numero 339 990 3947, attraverso gli sportelli ATM Postamat o tramite i portalettere in servizio per il recapito a domicilio. Al momento il vaccino Novavax, il primo a base proteica approvato per l'uso in Europa e che potrebbe convincere anche i Novax a vaccinarsi, è indicato per la somministrazione negli over 18. L'azienda americana Novavax prevede di presentare durante il primo trimestre del 2022, quindi entro fine marzo, una richiesta di via libera all'indicazione pediatrica per il suo vaccino. La domanda riguarderà gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni e sarà inoltrata alle autorità regolatorie internazionali, inclusa l'EMA per l'Europa. Il Novavax prevede un ciclo di vaccinazione primario di 2 dosi somministrate a distanza di 21 giorni. Nelle caratteristiche del prodotto si precisa che al momento non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità del vaccino Novavax con altri vaccini anti-Covid per il completamento del ciclo di vaccinazione primario e che al momento la durata della protezione offerta dal vaccino non è nota, in quanto ancora in via di determinazione nelle sperimentazioni cliniche in corso. Nel frattempo adesso sono 3.339 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 32.473 tamponi processati. Il tasso di positività è al 10,2%. La regione è al secondo posto in Italia per nuovi contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 230.745 con un incremento di 906 casi. I guariti sono 3.680. Le vittime sono 5 per un totale dei decessi a 9.429. Negli ospedali i ricoverati ordinari sono 1.121, 2 in meno, e quelli in terapia intensiva sono 73, 4 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 1395, Catania 723, Messina 824, Siracusa 363, Trapani 346, Ragusa 285, Caltanissetta 191, Agrigento 297 ed Enna 167.